Un attraversamento lento della Castellana lungo le strisce pedonali vicine al parcheggio scambiatore è la nuova forma di protesta che i residenti di Trivignano metteranno in atto giovedì mattina per manifestare contro la chiusura definitiva dell'ufficio postale. L'annuncio è della consigliera comunale Dem Emanuela Zanatta, tra coloro che si trovano in prima fila in questa battaglia che vede impegnato in un fronte bipartisan anche il comune di Venezia. No chiusura! No chiusura! A Marghera, dove un'altra chiusura è annunciata in via Longhena, i residenti hanno protestato contro la chiusura degli uffici postali anche di via Pasini, mentre a Venezia città chiuderà la filiale di Santa Elena. In un incontro con Poste Italiane, la SLC CGIL del Veneto ha criticato i disagi che queste scelte comportano per le categorie più fragili, ma ha criticato anche i dati degli accessi ai singoli uffici necessari per farsi riconoscere le chiusure dall'Agcom. Il dato di riferimento è preso fra il 2018 e il 2022, quindi con un biennio proprio in cui c'è stata la pandemia, in cui c'è stato il Covid, in cui ci sono state le chiusure imposte proprio per gli effetti delle norme a sostegno della salute e sicurezza pubblica.